esponente del clan Attanasio di Siracusa, sottoposti a provvedimenti sociali di una società operante nel settore della ristorazione. Omicidio di Paolo Taormina, c'è un nuovo indagato. Tra gli amici del killer il quinto, che ha mentito ai magistrati assieme a Maranzano, era fuggito in scooter per andare a bere una birra, la rissa simulata per fare uscire la vittima dal locale. Catania, a Librino si torna a sparare in un condominio di Viale Bummacaro per questioni di droga. In via Plebiscito colpi contro la saracinesca di un negozio. Chiesti 18 anni per il medico di Messina Denaro a Campobello di Mazzara. Alfonso Tumbarello ha avuto in cura il boss durante la latitanza. L'imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ad Augusta, anziana di 102 anni, sventa una truffa al telefono. Un finto avvocato le chiedeva 8.000 euro per aiutare il nipote responsabile di un incidente stradale mai avvenuto. Resta il mistero sui bronzi di Riace, erano solo 2 ai nostri microfoni. Un testimone conferma l'origine siciliana. Mi dissero che li avevano pescati nelle acque di Brucoli ed erano 5. Calcio, stangata del Ministero dell'Interno per i tifosi del Catania, trasferta vietata per 3 mesi. Sul campo la squadra lavora per la super sfida contro il Benevento. Ben trovati ancora una volta e andiamo con il primo servizio relativo a un'operazione di oggi. C'è stato un sequestro da 1 milione di euro, si tratta del settore della ristorazione, a un membro del clan Attanasio di Siracusa, ma ci dice tutto Desiree Ferlito. Duro colpo al clan mafioso Attanasio di Siracusa. La direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato un 46enne ritenuto affiliato al clan e recentemente condannato per associazione mafiosa, beni stimati per 1 milione di euro, provenienti, secondo il Tribunale Etneo, dall'attività illecita dell'uomo e dal sodalizio con il clan mafioso. Le indagini della DIA hanno infatti evidenziato l'assenza per l'indagato e per i suoi congiunti di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e il patrimonio posseduto. In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione. Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Palermo, dove una bomba a carta è esplosa sotto l'abitazione dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il boato è stato avvertito da tutto il quartiere, decine le persone che sono scese per strada per paura. Non risultano danni a cose o persone. Poche ore prima l'assessore all'emergenza abitativa aveva espresso critiche contro chi aveva vandalizzato un alloggio popolare sgomberato. E restiamo a Palermo, c'è un quinto indagato nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Per gli investigatori la rissa scoppiata davanti al locale della vittima era solo una messa in scena per farla uscire e per compiere la spedizione del branco. Il servizio. C'è un quinto indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Si tratta di Vincenzo Viviano, il giovane con cui l'assassino reo confesso Gaetano Maranzano si allontanò dal luogo del delitto. Secondo gli investigatori anche lui, come altri 4 giovani prima, avrebbe mentito nel racconto dei fatti di quella sera. Fra i carabinieri si fa strada la tesi secondo la quale la rissa davanti al locale sia stata organizzata, una vera e propria trappola per far uscire la vittima predestinata. Dopo il delitto Gaetano Maranzano e Vincenzo Viviano vengono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre vanno probabilmente a bere una birra. Viviano, ascoltato dagli inquirenti, racconta una storia diversa che non coincide con la sequenza dei fatti ricostruita attraverso le telecamere di sicurezza. Resta da identificare un 7° giovane, si tratta del ragazzo schiaffeggiato da Maranzano davanti al locale di Taormina e andatosi a nascondere fra le auto. Per i carabinieri si trattò proprio di una messa in scena per attirare fuori la vittima predestinata e anche lui ne era complice. Intanto la movida palermitana finisce nelle cronache internazionali non solo per la violenza. Ne scrive il New York Times, che critica la scelta di trasformare via Macheda in un vero e proprio fast food all'aperto in centro, una giostra per turisti che lascia ai margini i palermitani. Un'area che però dà lavoro a 450 giovani, senza considerare che finita l'area food via Macheda diventa terra di nessuno e non è un caso se il secondo tratto sia inserito fra le zone rosse. Ma il comune annuncia che ora si cambia, stoppa alle bancarelle con la voglia di puntare sulle attività artigiane per riqualificare l'intera area del centro città.
E ben 57 persone sono state denunciate a piede libero per aver occupato abusivamente box e spazi di varia natura, 2 arrestati per droga, 1 per porto abusivo di arma da fuoco. Sono i risultati dei controlli allo Zen effettuati ieri da parte della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per la terza volta i casermoni della zona popolare a nord della città sono stati cinti d'assedio da 200 uomini e donne delle forze dell'ordine, 3 raid in 10 giorni, ovvero dall'omicidio di Paolo Taormina. Nel complesso identificate 700 persone, di cui 207 con precedenti e altre 15 già sottoposte a misure di prevenzione. Ci spostiamo adesso a Catania, pistole e mitra fumanti. Andiamo a Librino con Tonino De Mana. Le armi usate per un fatto semplicemente intimidatorio. È probabilmente il crack, la piaga del momento, ad avere rotto fragili equilibri, tanto che a Librino si è tornati a sparare con una certa frequenza. Dopo i 15 bossoli ritrovati in un garage che si affaccia su Viale Moncada 18, un altro inquietante episodio si è registrato ieri sera in 2 fasi in un residence di Viale Bubacaro 14, sempre a Librino. Spinte, insulti, schiaffi e pugni tra almeno una ventina di persone lasciavano pensare ad una lite condominiale, ma la realtà sembra essere un'altra, visto che dopo un'oretta di calma apparente un gruppetto di persone è tornato sul posto, aprendo il fuoco con pistole e mitra. Numerosi bossoli ritrovati e nuove indagini da parte della squadra mobile che, su disposizione della Procura di Catania, mantiene il massimo riservo. Bocche cucite degli investigatori, tanta paura e poca voglia di parlare dei residenti. C'è gente che ha paura, le donne, eccetera, eccetera. C'è paura, sì, certo che c'è paura. Adesso sono un po' troppi i casi, Viale Moncada, Viale Bubacaro, si spara facilmente. Non lo so, forse siamo ritornati ai vecchi tempi. Non lo sappiamo noi cosa è successo, solo che ieri sera è successo quello che è successo. Non è una cosa giusta, ci vuole un controllo anche che la polizia controlla, giustamente la zona anche, un controllo della sicurezza ci vuole anche. Da Librino a via Plebiscito, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un negozio di abbigliamento nel quartiere Antico Corso. Sulla vicenda in questo caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. E intanto andiamo a una notizia che riguarda la condanna a 3 anni e 4 mesi per Salvatore Ardizzone e a 2 anni e 8 mesi per Salvatore Filetti per la violenza sessuale a una ventenne commessa nel 2018 all'interno di un'auto in un parcheggio di una discoteca nella periferia di Catania, al confine con Mister Bianco. La Corte di Cassazione, dunque parliamo di una condanna, anzi di condanne definitive, ha rigettato infatti il loro ricorso e la sentenza è passata in giudicato. Nessuna prova di riciclaggio di soldi della mafia di imprese di Berlusconi. La Corte di Cassazione mette la parola fine a ogni legame tra Berlusconi, Dell'Utri e Cosa Nostra. Orazio Longo. Sarebbe stato solo un teorema senza dimostrazione. La Corte di Cassazione ha escluso definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra, respingendo il ricorso della Procura Generale di Palermo che aveva chiesto la sorveglianza speciale e la confisca dei beni per l'ex senatore di Forza Italia e per i suoi familiari. La tesi della connessione fra gli enormi versamenti e un possibile patto criminale tra Dell'Utri e Berlusconi, pur se estremamente suggestiva, presta il fianco alla indimostrata esistenza di accordi fra il sodalizio criminale e Berlusconi. Così hanno scritto ai giudici del Tribunale di Palermo nella sentenza con cui avevano respinto la richiesta di confisca del patrimonio di Marcello Dell'Utri, della moglie e dei figli. Con la pronuncia della Cassazione ora è diventata definitiva quella decisione che era poi stata confermata dalla Corte d'Appello. Nulla è stato accertato circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di Berlusconi attraverso l'opera di Dell'Utri, aveva scritto il Tribunale di Palermo nel 2024. Contro il decreto la Procura e la Procura Generale avevano ricorso in appello, ma le impugnazioni erano state una rigettata, l'altra dichiarata inammissibile. La Corte ha confermato che le elargizioni di Berlusconi a favore del Dell'Utri hanno sempre una casuale ben individuata e la loro tracciabilità emerge dai conti correnti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il ricorso della Procura Generale contro il decreto della Corte d'Appello. Una sentenza che cancella anni di menzogne e calunnie, ha commentato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Il PM della DDA di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazzara che ebbe in cura durante la sua latitanza il boss Matteo Messina Denaro. Il servizio.
Per mesi ha prescritto analisi e terapie al boss Matteo Messina Denaro utilizzando l'identità di un altro paziente. Chiesti 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver favorito la latitanza del capomafia. Per i PM il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni a nome di Andrea Bonafede erano per il boss. L'indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra suo paziente, che gli aveva detto di essere malato di cancro e di aver bisogno delle cure, evitando però di farsi visitare allo studio perché non si sapesse in giro della sua patologia. Oltre che di favoreggiamento, Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sentenza slittata per incompletezza di documenti è prevista per il 10 dicembre. A Porto Empedocle sono arrivati 7 cadaveri di migranti dell'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia. Tra le vittime un bimbo di 2 anni, 2 donne incinte e un ragazzo somalo, ancora dispersi in mare, donne e bambini. Davide Sardo. Un bimbo eritreo di circa 2 anni, un ragazzo somalo di circa 20 anni, 2 donne incinte somale e 3 giovani donne. Sono le 7 vittime dell'ennesima tragedia del mare. I corpi sono arrivati al porto di Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Sul ponte dell'imbarcazione i medici dell'ASP di Agrigento hanno eseguito l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso alla presenza della polizia scientifica. Prima del trasferimento è stata celebrata una breve funzione religiosa con la deposizione di una rosa sulle bare alla presenza del prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Ancora una volta ci appelliamo a tutte le autorità competenti di queste situazioni, di fare in modo che possano rispettare la dignità dell'uomo, di questi nostri fratelli e sorelle. Le salme sono poi state caricate sui furgoni e sulle auto funebri e saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Grotte, 2 a Campobello di Licata e 3 a Palma di Montechiaro con rito musulmano. È veramente disumano quello che si verifica nel nostro mar Mediterraneo. Dico, questi sono nostri fratelli che partono alla ricerca di una vita migliore e incontrano la morte. Le 7 vittime, morte annegate, viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. I sopravvissuti hanno raccontato che all'appello mancano ancora diversi bambini e donne caduti in mare durante la traversata. Cambiamo decisamente argomento, 102 anni e tanta lucidità. Parliamo della signora Amelia che era finita nel mirino dei truffatori che l'avevano contattata con un sistema ormai collaudato ma che sempre più spesso viene sventato anche dalle persone anziane, come sentite nel servizio di Francesco Aloi. Signora, buongiorno. La signora Amelia ci apre la porta di casa, ha 102 anni e per la sua età ha una lucidità fuori dal comune. Con la sua astuzia è riuscita a sventare una truffa. Un finto avvocato la chiama al telefono e chiede 8.000 euro per aiutare il nipote, responsabile di un incidente stradale, in realtà mai avvenuto. Parla l'avvocato Bianchi, che mi avevano dato il numero telefonico, parla con il giudice per non farla andare in carcere. Quindi lei si prepari a cercare gli altri soldi, va bene? Ma poi non è venuto, io ho telefonato alla polizia. Gli agenti del commissariato di Augusta arrivano subito, ma dei truffatori non c'è traccia. Come ha risposto, per come ha reagito ai malfattori, ha messo in allarme gli stessi che dunque non hanno ritenuto di portare a compimento la truffa. I consigli da seguire in questi casi Amelia li conosceva, ne aveva già sentito parlare. Allora perché ho chiamato la polizia? In modo che la polizia venisse a vedere questo signore. Nel mirino dei truffatori ci sono gli anziani, ma non solo loro. Però di truffe se ne continua a parlare e a cadere nella trappola ormai sono davvero in pochi. Sulla bontà delle campagne che avviamo costantemente, soprattutto anche nelle parrocchie, ma anche appunto attraverso le classiche attività di promozione. Chiamate prima di tutto la polizia che vi assiste e cerca di mantenere l'ordine. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per cercare in qualche modo di fare luce su alcuni misteri che aleggiano attorno ai bronzi di Riace. A tra poco.
E adesso siamo tornati in studio per la seconda parte. Alone di mistero sui bronzi di Riace, sul numero e peraltro anche sulla provenienza reale. Ai nostri microfoni c'è un testimone che conferma l'origine siciliana. Sentiamo Lorena Dolci. Emersero il 16 agosto del 72 dai fondali di Riace al largo delle coste calabresi. 2 capolavori dell'arte greca in perfetto stato di conservazione, senza nome, senza storia, ma con un passato di 2000 anni. Li chiamarono statua A e statua B per tutti i bronzi di Riace. Ma erano davvero solo 2 e sono rimasti sempre su un fondale profondo appena 9 metri? Tanti dubbi, evidenti anomalie ed un alone di mistero circondano da 50 anni i 2 guerrieri. Nel frattempo, 2 archeologi americani avanzano l'ipotesi siciliana, e cioè che ben prima della scoperta in Calabria le statue siano state trovate nel mare di Augusta e trafugate per venderle all'estero. Le rivelazioni rimasero inascoltate per anni, finché nell'estate scorsa un nuovo testimone, il signor Enzo, nome di fantasia, rivela nuovi dettagli. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Dettomi da colui il quale ha diretto tutto il trasporto verso la Calabria, e poi hanno venduto. Tutto il resto sono rimasti questi 2. All'epoca il signor Enzo faceva affari in Sud America proprio con questo faccendiere, un losco personaggio legato a doppio filo con 'ndrangheta e politica. Ma la rivelazione riguarda anche il numero, non solo 2 bronzi, ma un intero gruppo scultoreo. A Brucoli abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. I 2 bronzi a Brucoli, io ho detto no. 5 statue e 2 leoni. Negli ultimi mesi i testimoni si moltiplicano, aggiungendo nuove tessere al mosaico, mentre al lavoro ci sono anche 6 università che stanno per mettere il sigillo scientifico all'origine siciliana dei bronzi. Un'onda magmatica di bellezza civile che attraversa strade e piazze di Librino. È l'altra faccia del quartiere voluta dall'ennesima generosa iniziativa di Antonio Presti. Tonino De Mana. Un'onda magmatica di bellezza civile che attraversa strade e piazze di Librino, nuove opere su cui spicca l'enorme sedia alta 10 metri e nuovi sogni, come la realizzazione di un museo regionale all'aperto a Librino e soprattutto la trasformazione del popoloso quartiere in una piccola Versailles. Promesse che strappa il mecenate Antonio Presti, attorniato da istituzioni, mondo scolastico e tanta gente comune. Appuntamento all'Istituto Musco che si affaccia proprio sulle nuove opere d'arte. Il sogno è sognare, oggi è una grande manifestazione di bellezza con tutti i ragazzi delle scuole, il sogno del sognare, lo spirito dell'amare, Librino Museo a cielo aperto internazionale e sicuramente l'impegno dopo una vita di 20 anni di sacrifici e di restituzione del senso, ecco adesso pensare anche al futuro. Lei ha detto basta opere, adesso fiori, Librino deve diventare Versailles. Librino ha bisogno anche di un'educazione universale, l'opera d'arte è artificio e a volte che significa, che vuol dire. Ecco, piantare i fiori con i bambini del quartiere penso che sia una visione di bellezza che anche questa volta manifesterà la bellezza con quell'estetica che ritorna a essere a braccio di una comunità. Il tuo messaggio ha fatto commuovere, ma al tempo stesso ti sei commossa, cosa hai detto? Sì, perché tanti parlano Librino, giustamente sempre di un posto brutto, un posto pericoloso, Librino pericoloso. Non è così, perché Librino è bellissimo, è un quartiere bellissimo. Librino, spesso raccontato attraverso stereotipi negativi, continua così ad essere un importante laboratorio di cittadinanza attiva. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, duro il provvedimento per i tifosi del Catania, 3 mesi senza trasferte dopo gli incidenti di Salerno con i tifosi della Casertana. Questo avviene dopo la vittoria sulla Salernitana e prima del big match contro il Benevento, con il parallelo entusiasmo della piazza, tanto da prevedere un nuovo record stagionale al Massimino. Francesco Triolo.
Gli scontri in autostrada con i sostenitori della Casertana dopo Giuliano Catania costano caro ai tifosi rossazzurri. Il Ministero dell'Interno ha disposto infatti 3 mesi di stop alle trasferte della tifoseria etnea a causa degli incidenti sulla A2 poco fuori Salerno, ma anche per i disordini avvenuti la mattina stessa agli imbarcaderi di Messina tra gli stessi tifosi catanesi, che quindi non potranno seguire la squadra a partire proprio dalla prossima trasferta, venerdì 31 a Caserta. Un provvedimento che arriva in un momento di grande entusiasmo per il Catania, che si prepara a vivere un nuovo pienone per la partita contro il Benevento di domenica prossima, se è possibile ancora maggiore di quello registrato contro la Salernitana. Il Massimino, che domenica scorsa ha fatto registrare il record stagionale di spettatori a quota 18.777, è pronto per un'altra giornata di grande festa. Per la gara contro il Benevento, in testa alla classifica insieme alla Salernitana, ad appena un punto dai rossazzurri, già esaurite le 2 curve e la disponibilità in tribuna A è bassa. A differenza della partita con la Salernitana, stavolta il settore ospiti sarà aperto, possibile quindi prevedere circa 20.000 presenze, complice l'entusiasmo generato dal 2-0 alla squadra di Peppe Raffaele. Sul fronte squadra la ripresa degli allenamenti ha portato una buona notizia ed è quella legata alle condizioni fisiche di Alessandro Raimo. Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori controlli medici ed esami diagnostici che hanno scongiurato il rischio di intervento chirurgico. Adesso dovrà seguire un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Difficile fare ipotesi sul rientro, ma potrebbe avvenire ad inizio dicembre. Intanto però c'è da preparare la sfida di domenica e Toscano ha avuto la conferma domenica scorsa che può contare su una rosa di altissimo livello. Non ci sono altri aggiornamenti, questa edizione di Sicilia 24 si chiude qui, vi do appuntamento alle 14, vi lascio adesso con Luca Ciliberti per il consueto spazio della rassegna stampa. Buona giornata.